Siamo qui con mister Alberto Facci. Alberto, peccato per oggi, un primo tempo in cui la Marosticense è partita a 1000 con Parise che ha fatto un po' impazzire la difesa del Villafranca. Tu come l'hai visto? Mentre un secondo tempo molto meglio. Ma l'ho vista un po' diversa, devo dire, sì, i primi 10 minuti su... Purtroppo ci abbiamo lavorato in settimana e probabilmente non mi sono fatto spiegare bene o siamo stati anche un po' sfortunati, poi abbiamo avuto lì i due gol che abbiamo preso, sono stati proprio due infortuni. E io direi che dopo il loro vantaggio abbiamo fatto noi mezz'ora fino al pareggio in cui abbiamo giocato bene, abbiamo creato, abbiamo pareggiato, ma avevamo avuto anche altre occasioni prima. Poi quando la partita sembrava incanalata per noi, abbiamo preso verso la fine del primo tempo il 2-1 che ha un po' condizionato e nonostante un buon secondo tempo, col campo pesante così, abbiamo cercato di raddrizzarla, la fortuna non è stata un po' dalla nostra parte, quel palo con quella palla gol non gol, e dopo sai, da noi non c'è il gol technology e noi reclamavamo il gol, loro no, e siamo rimasti lì, insomma, ecco. Ehm, Però devo fare un plauso ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano. Purtroppo queste partite qua, anche l'infortunio, l'episodio ti può andare bene per te, in questo caso è andato un po' male da noi, insomma, ecco. Comunque siamo ancora lì e mancano 4 partite e giocheremo fino alla fine, ecco, questo non c'è Infatti dubbio. abbiamo visto il Cartigliano che ha vinto, mancano 4 partite, sono le stesse, quindi io penso che sicuramente bisogna andare in campo partita per partita e guardare insomma ecco al singolo match e non guardare altro. Ah, decisamente, insomma, ecco, adesso magari il morale non è proprio dei migliori, ma adesso abbiamo questi 3 giorni qua di riposo con le festività pasquali e riprenderemo martedì e riprenderemo carichi come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, ecco. Bene, mister, ti ringrazio e ti faccio un grande in bocca al lupo per queste ultime 4 partite. Crepi il lupo e io faccio gli auguri di buona Pasqua a tutti quanti voi. Grazie. Siamo qui con mister Ezio Glerian della Marosticense. Mister, innanzitutto complimenti per la prestazione, soprattutto un primo tempo dove abbiamo visto la Marosticense che ha avuto il comando del gioco e ha capitalizzato le azioni e ha messo al sicuro risultato. Ma sì, venivamo da buone prestazioni sinceramente e poi con l'arrivo di Massaro abbiamo completato un po' il reparto avanti che eravamo veramente spuntati, facevamo buone cose però non riuscivamo a concretizzare, come è successo a Montecchio, lo stesso col Sono, dove abbiamo perso una partita incredibile. Però i ragazzi ecco, stavano lavorando bene, stanno lavorando bene ed ero convinto che prima o poi dovevano anche raggiungere un risultato positivo. È successo con il Villafranca, mi dispiace per questa squadra che si è dimostrata veramente una squadra fortissima, però ha le qualità per poter lottare fino in fondo per la vittoria finale. Giù zona play-out c'è bagarre, ma sicuramente ritengo che se affronterete le partite con questo spirito, soprattutto quello del primo tempo, perché nel secondo tempo ho visto un po' un calo, penso che ve la possiate giocare veramente fino all'ultimo. Sì, sì, dobbiamo tenere alto questo spirito, il ritmo. Sicuramente il secondo tempo siamo calati, ma siamo calati anche perché veramente non abbiamo molti cambi, non abbiamo la possibilità di tenere alto il ritmo, ma anche per molti infortuni che abbiamo avuto. Però la cosa importante è che trovare questo spirito e questa vittoria che ci dà morale e che sicuramente ci fa vedere un po' più di luce, insomma, ecco, in fondo a quel tunnel che dall'inizio, quando siamo arrivati, siamo dentro, insomma, ecco. Bene, mister, io gli faccio i complimenti e un grande in bocca al lupo per l'ultimo rush finale di campionato. Crepi il lupo e grazie per i complimenti e buona Pasqua a tutti quanti, a voi e a tutti quanti i telespettatori.